Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere ci ritroviamo nuovamente qui nel nostro caro menu principale, pronti a ricoprire ovviamente le vesti di sindaco per piazzare il primo mattoncino per la costruzione di una nuova città. Prima di dirigerci ovviamente nella nostra sezione degli scenari per capire più o meno quello che possiamo fare per quanto riguarda la nostra nuova mappa, la nostra nuova avventura, vedremo più o meno quello che è successo a Spoon Island nelle ultime 2 settimane, quindi le migliorie che ci sono state e soprattutto vedremo un po' la grande opera come sta andando e soprattutto probabilmente il cantiere potrebbe essere concluso e probabilmente potrebbe essere anche attivo. Quindi vediamo di dirigerci all'interno della nostra cara cittadina. State a vedere! Eccoci all'interno della nostra cara Spoon Island. Come potete ben vedere ci ritroviamo nel bel mezzo della notte in questo fantastico quartiere ad alta densità, precisamente ad alto reddito, dove centinaia di automobili continuano a sfrecciare per queste splendide vie cittadine. Come potete ben vedere la gran parte degli edifici in questa zona sono grattacieli e soprattutto abbiamo tantissimi lucernai accesi a quest'ora della notte e davvero la città sembra una sorta di modellino visto appunto dall'esterno. Date un'occhiata appunto alla grandezza della nostra cittadina dopo tutte queste, dopo tutti questi mesi appunto di lavoro. Appunto siamo riusciti a ottenere un grande vantaggio di cittadini negli ultimi mesi, appunto circa gennaio, dicembre e novembre abbiamo avuto un incremento davvero sostanziale, siamo arrivati a circa 204.000 abitanti e soprattutto nei mesi precedenti come marzo e aprile sono arrivato a circa 220.000 abitanti, quindi la città sta crescendo davvero in maniera concreta e soprattutto grazie alle tasse dei nostri cittadini che siamo riusciti a mantenere la specializzazione della nostra città sempre viva, grazie soprattutto ai nostri grandi pozzi petroliferi. Come ben sapete ancora ovviamente continuano a prelevare greggio dal sottosuolo, ovviamente la nostra linfa vitale, però certamente la risorsa, la materia prima non è infinita, sicuramente terminerà tra 2 mesi, abbiamo ancora greggio nel sottosuolo per ben 2 mesi, sicuramente la nostra città ha un limite. Sicuramente sono riuscito a mandare le rimanenti unità di metallo all'interno della nostra grande opera che, come potete ben vedere adesso, dopo tanti sacrifici sia miei che dei miei grandi alleati che ho avuto al mio fianco, siamo riusciti finalmente a completarla. L'aeroporto internazionale, come potete vedere, accetta 300 lavoratori, siamo riusciti a inviarli immediatamente. Adesso l'unico problema è quello di inviare un bel po' di energia, un bel po' di megawatt per iniziare quindi a far funzionare i fantastici aeroplani che arriveranno direttamente nell'aeroporto internazionale e sicuramente arriveranno dei benefici per Spoon Island stessa, come per esempio casse di merci, turisti ad alto reddito e a medio reddito. L'aeroporto internazionale è più una scelta da utilizzare, anzi da usufruire per quanto riguarda le città specializzate nel turismo, però ovviamente anche una città industriale potrebbe ricavarne beneficio tramite ovviamente l'esportazione delle merci. Sicuramente nella prossima città che andremo a creare tra qualche minuto cercheremo più o meno di specializzarci, di creare una nuova grande opera, magari un'archeologia che permetterà ovviamente di incrementare il flusso di cittadini nella nostra città, visto che la nostra prossima città sarà incentrata necessariamente sulla popolazione e sull'istruzione. Vedremo di raggiungere un picco massimo di cittadini. Comunque vi voglio solo far vedere come sono riuscito a inviare le ultime tonnellate di metallo alla nostra grande opera. Allora, potete vedere le grandi spese che abbiamo appunto mensili, ben 24.000 dollari in meno per quanto riguarda ovviamente il nostro budget finanziario, ma abbiamo ben 1.220.000 dollari di esportazioni, cioè garantito sicuramente dalla nostra grande quantità di televisioni che viene prodotta e soprattutto sono riuscito a sostituire una piccola centrale petrolifera, un piccolo pozzo petrolifero, poiché non vi era più greggio nel sottosuolo e l'ho sostituito con una fabbrica di elettronica di consumo. Ho avuto un attimo di, un piccolo calo di acqua appunto all'interno dei nostri tubi e quindi per questo ho avuto un piccolo calo delle vendite per quanto riguarda le nostre televisioni, perché ovviamente la nostra raffineria di petrolio non andava a produrre più nulla, però adesso ci siamo ripresi per quanto riguarda il tutto e sono riuscito a importare le grandi tonnellate di metallo, soprattutto all'interno di un secondo deposito commerciale che sono riuscito appunto a costruire in questa zona. Sono riuscito a incrementare soprattutto anche i nostri vantaggi delle esportazioni delle merci, sostituendo i nostri vecchi depositi commerciali con un vero e proprio aeroporto municipale. Potete ben vedere appunto le 3 corsie, le 3 piste che vengono utilizzate soprattutto dagli aerei cargo, soprattutto andranno a prendere direttamente le loro casse merci all'interno dei terminal adiacenti a questa piccola strada e le merci verranno esportate con più facilità sostituendo i vecchi depositi all'interno della parte nord della nostra. Come avete ben potuto vedere
vedere siamo riusciti a ultimare ovviamente la nostra cara cittadina. Le nostre scorte nel sottosuolo non ci permetteranno di vivere per molto, abbiamo scorte per ben 2 mesi, circa 3 mesi, quindi ovviamente la nostra città sta giungendo al termine. Siamo più o meno, vediamo un po', a inizio marzo. Sicuramente per l'estate non riusciremo a mantenere ovviamente i nostri costi di esportazione, e quindi vedremo un po' quello che potremo fare all'interno di un nuovo scenario. Come mi avete consigliato, vedremo di basarci su una città, come dire, l'ultima specializzazione presente in SimCity, ovvero la popolazione e soprattutto l'istruzione. Vedrò di essere all'avanguardia per quanto riguarda l'università e soprattutto i progetti di ricerca. Comunque vediamo un po' di abbandonare questa nostra Spoon Island. Ragazzi, è stata una città fantastica, anche ovviamente la nostra avventura insieme ai 16 giocatori che abbiamo raggiunto proprio qui è stata davvero fenomenale. Siamo riusciti a raggiungere ben 56 milioni di dollari e soprattutto 1.330.000 abitanti. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questa bella avventura. Adesso ci dirigeremo nuovamente all'interno del nostro all'interno della nostra sezione degli scenari per scegliere ovviamente una nuova mappa e magari iniziare una nuova avventura dove invitare soprattutto nuovi giocatori. Stati all'interno del nostro menu principale, era necessario ovviamente illustrare le ultime novità presenti a Spoon Island, la nostra fantastica cittadina, e sicuramente è stata una delle mie chicche, ovvero una delle città principali all'interno della quale ho avuto un punteggio maggiore. Comunque vedremo di rifarci e soprattutto di fare ancora meglio all'interno della prossima città. Avendo usufruito degli scenari ovviamente più completi, come per esempio Discovery Delta, Titan Gorge e soprattutto Windon Woods, eccolo qui, con 16 città, questa volta vedremo di utilizzare uno scenario più piccolo, però sicuramente innovativo per quanto riguarda l'estetica e soprattutto per quanto riguarda il suo apparato territoriale. Allora, avevo intenzione di scegliere Horizon Arcipelago, questo pittoresco arcipelago a diverse città su ognuna delle 3 isole principali. Benissimo, le isole rocciose si elevano dalle acque con scogliere che costringono a scelte interessanti in termini di pianificazione urbana. Le coste con spettacolari viste sull'oceano si presentano alla costruzione di resort di alto livello, quindi sicuramente tanti giocatori si potranno specializzare anche nel turismo e magari sulla... Bene, vediamo di chiamare appunto la nostra nuova regione Conner Bay, potrebbe essere davvero un'ottima opportunità. Scegliamo appunto un nuovo nome da dare alla nostra fantastica isola, sicuramente utilizzeremo una modalità multigiocatore su regione privata, e adesso lanciamoci direttamente all'interno del nostro scenario per capire più o meno la zona che andremo come dire ad occupare. Allora, visto che ci serve ovviamente una zona molto pianeggiante, almeno senza particolari impedimenti per quanto riguarda il carattere territoriale, vedremo di scegliere soprattutto una zona molto ventilata per sfruttare l'energia pulita, come per esempio l'energia eolica, a scapito quindi di un'energia molto sporca come quella a carbone. Sicuramente però avremo bisogno anche di qualche particolare materia prima per pagare ovviamente tutte le spese e soprattutto continuare a crescere per i primi mesi e anni della nostra esistenza. Allora, Okusai Cliffs, vediamo un po', con 2 livelli da costruire, benissimo. Allora, questo sito offre una buona quantità di tutte le risorse naturali, perfetto. La ferrovia che corre alla base della scogliera collega il sito al mercato globale. Abbiamo una grande quantità di acqua e soprattutto una grande quantità di vento in questa zona, quindi una zona molto ventilata. Potremmo addirittura scoprire il dispositivo di raccolta vento a livello 3, che si scopre ovviamente all'università tramite un progetto, e vivere ovviamente della nostra energia eolica senza inquinare l'ambiente e spendere tanto nella sanità. Quindi Okusai Cliffs potrebbe essere una scelta davvero adatta alle nostre condizioni. Nel momento in cui come dire, avrò la possibilità di farlo, vedrò di invitarvi. Ragazzi, ci sono 10 posti disponibili, vediamo di occuparli nella maniera più rapida possibile. Sicuramente ci sono 3 grandi opere disponibili, quindi vedremo un po' di poter completare magari l'arcologia proprio all'interno di questo piccolo isolotto, per aumentare soprattutto ancora di più la popolazione. Bene, come potete tanto vedere, le nostre città sono tutte collegate tramite questa fantastica rete ferroviaria, sicuramente questo è un grande bene. Quindi vediamo di lanciarci immediatamente all'interno del nostro scenario e vedere un po' di mettere il primo mattoncino per la nostra grande costruzione. Eccoci ancora una volta all'interno del nostro sito di costruzione. Ci ritroviamo nel lontano 1700, nell'epoca in cui i moicani si divertivano attraverso le radure, come dire, insieme ai loro cari destrieri, e i cowboy si divertivano con le loro revolver e le loro 44 Magnum. Diamo un'occhiata, attenzione, al di là del crepaccio, che cosa c'è? Una bella autostrada, si ritorna nel XXI secolo. Benvenuti all'interno di questo nuovo quartiere, di questa nuova zona, dall'aspetto molto divertente. Guardate un po' soprattutto l'aspetto strutturale di questa fantastica cittadina, e soprattutto metterà alla prova le mie qualità da ingegnere, soprattutto ci darà la possibilità di creare grandi trafori, soprattutto i miei preferiti. Quindi abbiamo una zona
zona costiera, vediamo di analizzare il tutto. Una piccola zona costiera, qui potremmo far crescere ovviamente le nostre abitazioni. Vediamo invece dove abbiamo i giacimenti, soprattutto per capire più o meno che aspetto dare alla nostra città per quanto riguarda ovviamente il suo lato demografico. Allora, abbiamo grandi quantità di metalli nella parte superiore, benissimo. Per quanto riguarda la trivellazione, vediamo che cosa abbiamo. Abbiamo petrolio sicuramente vicino alla zona acquifera, bene, però sicuramente non voglio scomodare i nostri cittadini nella parte inferiore. Allora, vediamo un po', invece per quanto riguarda il nostro vento, vediamo sicuramente nella zona superiore, nella parte un pochino più montuosa. Vediamo un po' per quanto riguarda il vento, eccolo qui. Allora, diamo un'occhiata, vediamo un po', c'è un vento, come dire, abbastanza elevato nella zona superiore, quindi vediamo di sfruttare questa piccola zona per quanto riguarda la nostra centrale eolica. Ricordiamo che abbiamo anche la nostra ferrovia che ci attraversa. Bene, allora, per quanto riguarda invece l'acqua, vediamo le nostre scorte acquifere, benissimo. Vedremo di sfruttare ovviamente questa prima parte inutilizzata per quanto riguarda la nostra acqua, bene, e il nostro comune magari lo collocheremo davanti, come dire, al nostro fantastico promontorio che dà soprattutto la vista sul mare. Guardate un po' che figo. Allora, questo è un paesaggio molto particolare e soprattutto abbastanza complicato, quindi vediamo di raggiungere il nostro scopo in maniera concreta. Allora, vediamo un po', questa zona magari la ricopriremo di particolari zone di trasporto pubblico, visto che ovviamente la nostra zona, questa zona è impossibile, all'interno di questa zona è impossibile costruire. Allora, il nostro primo obiettivo, come dice appunto la nostra zona, è traccia una strada. Allora, però dobbiamo capire più o meno come fare. Vediamo un po', io direi di tracciare intanto qualche piccolo confine nella nostra zona costiera. Allora, vediamo un po', magari possiamo andare a collocare anche una zona traghetti per l'esportazione, magari vedremo più avanti. Intanto vediamo di collocare una piccola strada appunto da questa parte per segnare appunto il nostro confine con la costa. Ok, $2000, vediamo di stare attenti con le spese che abbiamo solo un budget molto limitato. Vediamo di continuare. Ok, perfetto. Questo sarà una specie di lungomare per la nostra cara cittadina, dove i nostri sim si divertiranno a fare le passeggiate ovviamente la sera. Eccoci qui. Allora, vediamo di definire questo aspetto. Bene. Ok, allora la nostra prima strada è stata appena adesso ultimata. Vediamo di completare anche questa sorta di questa specie di quadrilatero. Benissimo. Allora, vediamo di iniziare con la costruzione della nostra città. Vediamo di preparare una bella scorta di acqua per i nostri cari cittadini, perché sicuramente è una delle principali risorse. Allora, vediamo un po' se possiamo costruire una piccola strada, magari ai piedi della montagna. Andiamo con calma, vediamo di tenere intanto il grafico dell'acqua sotto la nostra attenzione. Vediamo un po', ecco, infatti ho sbagliato un attimo con il collocamento di questa piccola strada. Ok, allora vediamo di creare appunto la nostra zona di prelievo dell'acqua. Vediamo un po'. Ok, perfetto. Utilizziamo queste strade perché hanno una manutenzione molto bassa e questa sicuramente non sarà una zona molto trafficata. Ok, abbiamo 1500 kL disponibili, ok. Per quanto riguarda ovviamente la nostra energia, utilizzeremo sicuramente la nostra energia eolica, perfetto. Vediamo un po'. Perfetto, questa sicuramente è una strada, è una zona molto ventosa. Vediamo di portare fin sopra una bella stradina. Vediamo un po', una strada a bassa densità da migliorare magari in futuro. Eccola, vediamo un po', mi sa che la pendenza è troppo ripida. Un bel traforo ce la facciamo a farlo, maledizione, mi sa che dobbiamo sfruttare il pendio dall'altra parte. Vediamo un po', non vorrei spendere però troppi soldi con le strade. Vediamo un po', perfetto, vediamo di spendere questi. Ah, qui addirittura c'è la ferrovia, quindi dobbiamo stare molto attenti. La ferrovia addirittura finisce da quella parte, quindi vediamo di intersecare questa piccola strada fin qui. Benissimo. E magari possiamo utilizzare la nostra centrale eolica proprio da questa parte, proprio all'imbocco con la nostra autostrada. Vediamo un po' se c'è sicuramente la possibilità di farlo. Vento a 10 km/h, sicuramente questa è una zona molto più ventosa, sicuramente dobbiamo farlo da questa parte. Vediamo un po', proviamo a collegare una piccola strada da questa parte, vediamo un po' come va. Attenzione soprattutto ai dislivelli. Ok, vediamo un po', vento, diamo un'occhiata, ancora 10 km/h, perfetto. Allora, io ho intenzione di collocarla da questa parte perché non voglio sacrificare molto il nostro spazio, quindi vediamo di occupare questa zona. Ok, dobbiamo capire più o meno come collocare ovviamente la nostra piccola strada senza sacrificare ovviamente la nostra stazione, anzi la nostra ferrovia. Allora, vediamo di continuare, perfetto. Questa è ovviamente la parte più importante del nostro SimCity, la costruzione della nostra città. Gli spazi devono essere sicuramente sfruttati al millesimo. Ok, vediamo di andare da questa parte. Ok, allora sicuramente andremo a collegare la nostra strada proprio all'incrocio con la nostra ferrovia. Vediamo un po' se ci riusciamo. Andiamo, proprio dobbiamo essere molto precisi. Ok, questa piccola strada deve essere certamente eliminata. Bene, vediamo di collocare appunto la nostra cara centrale eolica. Devo fare una città davvero molto ma molto pulita. Ok, 10 km/h, vediamo un po' alle 10 del mattino. Sicuramente questa non sarà una giornata molto ventosa, ma ce la caveremo sicuramente meglio. Ok, sicuramente dobbiamo utilizzare anche una zona per lo scarico delle acque reflue.
Allora, intanto vediamo di capire come andare a costruire la nostra zona della centrale eolica. Un bel cartello ci vuole, perché qui ovviamente facciamo capire che utilizziamo ovviamente e produciamo la nostra energia. Allora, ovviamente il mio principale obiettivo era quello di utilizzare la nostra turbina verticale, sicuramente ci consentirà di utilizzare quindi 15 MW di produzione con solo un vento a 10 km/h, quindi potrebbe essere davvero un'ottima scelta. Però sicuramente dobbiamo iniziare prima a far arrivare i cittadini, abbiamo gli ultimi $10.000, quindi allora vediamo un po', iniziamo a popolare questa parte. Allora, vediamo come possiamo fare. Allora, io direi, lasciatemi pensare un attimo, vediamo se possiamo fare anche qualcosa di carino, di creare, come dire, una sorta di strada molto particolare. Attenzione, vediamo di scegliere intanto una piccola curva, vediamo proprio da questa parte. Vediamo così, ok, potrebbe essere davvero una cosa molto importante, una cosa davvero molto innovativa che ancora non ho mai fatto. Ok, sbizzarriamoci con la creazione delle nostre strade, vediamo un po' da questa parte quello che possiamo fare. Vediamo se possiamo portare anche delle nuove residenze da questa parte. Ok, questa sarà una zona interamente residenziale. Ok, le industrie, addirittura il vento mi sembra di averlo visto nella maniera migliore, vediamolo. Eccolo, allora le industrie verranno collocate sicuramente da questa parte, questa sarà una zona, come dire, industriale al massimo livello, vedremo di utilizzare, come dire, di creare appunto dei posti di lavoro per i nostri cittadini. Allora, vediamo un po', questa zona magari la possiamo sfruttare con una nuova entrata proprio da questa parte. Attenzione, ecco, prendiamo la nostra strada, vediamo un po', adesso può andare molto ma molto bene, vediamo di creare magari una sorta di diagonale dentro questa sorta di quadrilatero, vediamo se così può andare bene. Perfetto. No, mi sa che abbiamo speso un po' troppo, vediamo di stare attenti sempre con i nostri risparmi. Ok, questa zona sarà nuovamente residenziale perché verrà abitata soprattutto dai nostri cittadini, e vediamo di aumentare adesso un attimino la nostra velocità sfruttando soprattutto un bel prestito, un'obbligazione A di livello 1. Benissimo, allora abbiamo espanso la nostra zona residenziale, anzi vediamo di fare un piccolo ritocco perché sicuramente questa piccola zona qui non sarà usufruita dalle nostre case, dobbiamo concedere sicuramente delle zone necessariamente espandibili. Quindi innanzitutto vediamo di ricreare la nostra strada e sfruttare ovviamente tutto questo atollo nella maniera migliore, magari più avanti vedremo di tagliarlo a metà per rinnovare il tutto. Ok, allora vediamo di aumentare adesso la nostra velocità e attendere che i nostri furgoncini arrivino direttamente dalla nostra strada. La cosa che mi piace è questa fantastica montagna, perché potrebbe essere, come dire, una cosa sbagliata avere una montagna all'interno della propria città, perché soprattutto in questo nuovo SimCity, come avete ben potuto vedere, gli spazi sono molto limitati, però ovviamente come dire, un particolare ostacolo territoriale potrebbe essere anche più divertente. Nella prima città che ho addirittura costruito ed edificato ho avuto dei problemi perché ancora non sapevo come gestire gli spazi, però adesso dopo tanto tempo vedremo un po' di essere un po' migliori. Ehi sindaco, non vorresti un comune? Con un comune avremmo accesso a tanti servizi, quali pompieri, lo smaltimento dei rifiuti e la sanità. Ok, potrebbe essere davvero un'ottima opportunità avere una bella scrivania, una bella cravatta e soprattutto addirittura un'ottima segretaria. Quindi allora stiamo fornendo energia alla nostra cittadina, vediamo se abbiamo collegato il tutto. Eccola che arriva direttamente la nostra luce, direttamente dalla nostra autostrada. Eccola che arriva, vediamo di seguirla appunto alla velocità del suono. Eccola all'interno delle case, iniziate ad accendere le vostre lampadine ragazzi. Olè, eccoci qua. Ed ecco la petizione appunto per il nostro ufficio del sindaco. Benissimo. Allora vediamo un po' intanto come va con le residenze. Ci stiamo recuperando per quanto riguarda il bilancio. Sicuramente i nostri cittadini avranno voglia di spendere i loro soldini, quindi vediamo di creare un'altra bella zona appunto, come dire, un'altra zona curvosa proprio da questa parte. Vediamo se possiamo fare qualcosa di divertente e carino. Ok, questa zona sarà dedicata interamente, anzi forse un po' troppo, come dire, un po' troppo, no, perfetto, va bene, perché sicuramente si potranno espandere le residenze sia da questa parte che da quest'altra. Ok, questa zona vediamo di crearla interamente commerciale, sarà dedicata al commercio, i nostri cittadini potranno espandere la loro voglia del sapere, perfetto. Le scuole verranno collocate nella parte superiore, perfetto, in modo tale che i cittadini si dedicheranno a salire nella parte superiore proprio per effettuare la loro vita mondana, mentre la vita notturna la dedicheranno e soprattutto la vivranno nella parte inferiore. Allora sicuramente serve un luogo dove mandare la pupù. Benissimo, vediamo un po'. Io direi di sacrificare questa parte ovviamente della nostra zona, della nostra centrale eolica. Sicuramente vedremo 24 palette possiamo posizionare. Allora io direi di creare, come dire, una zona di questo genere e richiudere tutto all'interno di questo piccolo riquadro, così per sacrificare questa zona interamente ai servizi pubblici come per esempio la sanità e appunto la nostra
energia. Sicuramente lo smaltimento delle acque reflue, vediamo un po', eccolo, verrà sacrificato appunto da questa parte. Anzi, potrebbe essere anche un'ottima idea portarlo da quest'altra, proprio in cima al mondo, perché questa sicuramente non sarà una zona edificabile. Ok, perfetto. Allora, stiamo smaltendo abbastanza acqua, abbastanza acque reflue, perfetto. Ed ecco finalmente i nostri cari operai sotto ovviamente questa fantastica giornatina estiva. Attenzione, vediamo un po', non leggo un accidente. Arash Reality, Property for Lease. Ecco appunto, aprono nuovi distributori di benzina. Qui c'è Homer Simpson con Krusty il Clown, vediamo un po'. Ecco, perfetto, addirittura qui c'è il nostro Burger King. Ok, molto bene. Allora, vediamo cosa dicono i nostri cittadini. Allora, tesoro, sto cucinando il tuo piatto preferito, lama per cena. Attenzione allo stomaco, amico mio, stasera mi sa che ci inquinerai abbastanza il nostro dispositivo per le acque reflue, sarà pieno zeppo a causa tua. Comunque, dobbiamo sicuramente collocare la nostra discarica, grazie ovviamente al nostro comune, e sicuramente sarà un'ottima opportunità collocarlo. Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa fare. Certamente dobbiamo sacrificare lo spazio nella maniera più bassa possibile. Attenzione, vediamo un po'. Ok, creiamo questa specie di promontorio. Continuiamo da questa parte. Perfetto. Cerchiamo di mettere anche dei guardrail. Adesso chiameremo la protezione civile, altrimenti i cittadini qua si metteranno a volare da una parte all'altra dalla montagna e quindi pagheremo molto per quanto riguarda la sanità. Ok, vediamo di continuare da questa parte. Perfetto. Vediamo di sfruttare al massimo le nostre opportunità di costruzione, per quanto ovviamente il paesaggio ce lo permetta. Vediamo di continuare da questa parte. Ok, abbiamo distrutto le praterie di Magua dell'ultimo dei Moicani. Visto che non abbiamo molti soldini, vediamo adesso di collocare il comune proprio da questa parte. Ok, vediamo un po'. È una zona molto strana. Vediamo se possiamo ritoccare ancora meglio la nostra piccola stradina. Ok, vediamo se possiamo fare qualcosa, magari con una bella strada abbastanza tortuosa. Vediamo. Ah, no, questa è la strada per il livello base. Eccola, perfetto. Andiamo. Molto bene. Ok, vediamo adesso di rinnovare anche questa piccola stradina che l'abbiamo un po' ritoccata male. Perfetto. Vediamo di andare con calma. Bene. Attenzione che abbiamo un po' la mano che trema. Ok, dobbiamo essere molto precisi. Perfetto. Ok, in questa zona vedremo di collocare finalmente il nostro caro municipio con tutti gli adeguati spazi appunto per il suo miglioramento. Eccolo qua, mamma mia, Town Hall, eccolo qui. Allora, abbiamo quasi, come dire, 5.000 residenti, ovviamente sarà il nostro unico obiettivo, battezzare la tua città. Non ci avevo pensato. Vediamo un po' quale città rimane per la creazione del nostro nuovo comune, quindi della nostra nuova cittadina. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Chiamiamola... Bene, sono riuscito a scoprire il nome dopo un po' di riflessione. La chiameremo questa volta Clairville, la fantastica cittadina. Eccola qui, Clairville. La fantastica cittadina, non so se la conoscete o conoscete il fumetto. La fantastica città all'interno della quale Diabolic ed Eva Kent si divertirono con le loro fantastiche avventure. Ovviamente è un fumetto che mi piace tantissimo e sicuramente era un nome che volevo dare già da tempo, ma ovviamente non me ne ricordavo. Comunque, Clairville sarà la nostra nuova cittadina. Magari riusciremo a costruire qualcosa, come dire, la nostra stazione di polizia per l'ispettore Ginko e magari anche la nostra torre TV per Diabolic ed Eva Kent. Quindi ok, sarebbe davvero un'ottima opportunità. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Addirittura qui i nostri cari cittadini ci richiedono un lavoro. Ehi, sindaco Eddie, allora questa città è fantastica, ma mi serve un lavoro. Vediamo un po' quello che possiamo fare per il nostro caro amico. Sicuramente nelle nostre industrie andranno a collocarsi nuovi lavori, quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Allora, io direi innanzitutto di sfruttare questa piccola zona un pochino morta appunto per le nostre piccole industrie. Vediamo se possiamo fare qualcosa, sicuramente se possono sorgere appunto da questa parte. Vediamo un po', perfetto. Vediamo un po', vediamo, sicuramente gli appalti saranno molto complicati, però sarebbe davvero fantastico se riuscissero a impiantare appunto una nuova zona industriale da questa parte. Altrimenti vedremo di posizionarla appunto nella zona superiore. Ecco, infatti già le prime industrie, perfetto. Vediamo un po', ecco, molto ma molto bene. Quindi lasciamo che le nostre industrie si divertano un po'. Benissimo. Vediamo di costruire una piccola strada adesso a bassa densità proprio qui. Vediamo se abbiamo la fortuna e soprattutto l'abilità di costruire un'altra industria appunto in questo piccolo spazio vuoto. Ok, calma, maledizione. Perfetto, vediamo di assecondare la nostra montagna. Bene, vediamo di scendere, speriamo che non siano soldi buttati. Vediamo un po', forse sì, maledizione, non ci sono riuscito, però ovviamente è una zona molto strana, molto complicata. Vediamo un po', ah no, addirittura è stata costruita una piccola zona di scarico per le nostre industrie. Ok, siamo riusciti a collocare ben 4 capannoni per appunto l'industria. Sicuramente questa torre idrica nel momento in cui verrà prosciugata non ci sarà neanche il tempo per inquinare l'acqua da parte delle nostre industrie. Sicuramente questa zona adesso la delimitiamo con una
con una piccola strada non asfaltata a bassa densità, sarà dedicata interamente alla nostra industria. Ok, vediamo un po', selezioniamo appunto questo piccolo tratto, vediamo un po'. Ok, questa zona sarà dedicata interamente alla nostra industria nel momento in cui sostituiremo la nostra torre idrica, e da questa parte vedremo di collocare appunto tutte le nostre residenze che magari sfrutteranno anche la parte superiore. Vedremo adesso come riusciremo a giostrare i nostri spazi. Ok, abbiamo abbastanza soldini, adesso vediamo quello che possiamo fare. Bene, vediamo come vanno i nostri cari cittadini. Posti di lavoro, stipendio medio. Allora, vediamo un po'. Sono disponibili molti lavori con stipendio medio, costruisce alcuni parchi o servizi cittadini per attirare lavoratori più benestanti. Questa città la incentreremo sicuramente sull'alto reddito e sul medio reddito. Allora, vediamo di aumentare anche la nostra capacità. Attenzione, mettiamo una nostra strada completamente... Attenzione, qua c'è una piccola... Cos'è questo? Una specie di... Vediamo un po'... Ah, una piccola rialzatura. Ok, vediamo di stare attenti. Andiamo. Ok, $2.500, perfetto. Vediamo di costruire nettamente una nuova zona residenziale qui in mezzo. Perfetto, appunto per l'evoluzione dei nostri cittadini. E iniziamo a costruire appunto qualche parco. Una bella, come dire, un bel parco medio con vialetto potrebbe essere davvero opportuno all'interno di questa nuova zona. Vediamo un po', perfetto. Sicuramente collocandolo da questa parte influenzeremo anche i cittadini limitrofi a noi stessi. Ok, vediamo un po', perfetto. Andiamo a migliorarlo anche con qualche piccolo laghetto. Benissimo, un laghetto per le anatre. Vediamo un po', bene. Ok, questa zona vediamo un po' come sta andando, si sta rinnovando molto ma molto bene. Vediamo di portare anche qualche piccolo... come dire, qualche piccola zona appunto per lo sport, un piccolo campo da pallavolo appunto anche da questa parte, potrebbe essere un'ottima opportunità per i nostri cittadini. Vediamo di mettere anche un bel campetto da basket, un bel campo da pallavolo per Michael Jordan e il principe Willy di Bel-Air. Vediamo un po', maledizione, qui non basta lo spazio, vediamo un po' di metterlo da questa parte in verticale. Ok, perfetto. Ok, allora vediamo un po' come sta andando. Questa zona sta per essere rinnovata. Vediamo di portare anche qualche altro parchetto appunto da questa parte, proprio nell'angolo appunto della nostra cittadina, migliorato anche con qualche altro laghetto e qualche altro boschetto. Perfetto. Ok, stiamo migliorando ovviamente la nostra cittadina a vista d'occhio, stiamo rinnovando ovviamente la nostra tipologia di cittadini. Adesso vedremo di continuare creando un'altra bella stradina magari da questa parte, in questa maniera, come dire, una bella curva. Attenzione, questa è la strada, come dire, sbagliata. Eccola, vediamo se possiamo portarla appunto da questa parte. Niente, vediamo così invece. Ok, perfetto, potrebbe essere un'ottima opportunità sfruttare anche questo piccolo spazio. Perfetto, allora questa sarà probabilmente l'unica zona commerciale all'interno della quale i nostri cittadini acquisteranno, perché ovviamente con una città incentrata sulla popolazione dobbiamo mantenere la felicità dei nostri cittadini sempre al massimo, quindi tenerli soprattutto sempre sott'occhio. Allora, la felicità industriale è un po' bassa, attenzione che le spedizioni di merci devono essere molto elevate, quindi vediamo di stare un po' attenti. Allora, vediamo un po' se possiamo collocare una piccola stradina da questa parte, sfruttare questo piccolo spazio. Vediamo un po' se possiamo fare il tutto. Ok, vediamo se qua verrà impostata una nuova industria. Vediamo un po' se siamo riusciti a fare il tutto. Ok, vediamo un po'. Ok, probabilmente adesso verranno sfruttati nuovi spazi. Andiamo. Bene, allora, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Come dire, ci ritroviamo un po' all'inizio della nostra fantastica avventura. Come al solito ovviamente, i nostri cittadini stanno arrivando in città. Sicuramente queste diventeranno ville di lusso, come dire, davanti ovviamente a questo fantastico mare, come dire... abbastanza calmo, è una fantastica giornatina, siamo appena a 1200 abitanti, però vedremo di farla diventare una delle più grandi metropoli. Attenzione che già Diabolica avrà fatto il suo colpo, sicuramente vorrò collocare una casa, proprio un grande grattacielo proprio da questa parte. Questo sarà appunto la Rocca, come dire, la residenza del nostro Diabolic insieme a Deva Kent. Ok. E intanto, come dire, la nostra popolazione ci chiede appunto la polizia. Il nostro caro Ginko sta per arrivare in città. Il dottor V, ragazzi, ricordatevi che non esiste più, verrà denominato appunto Diabolic in persona. Ok, quindi il nostro Maxis Man sarà probabilmente il nostro caro amico Ginko, e vedremo di portare avanti appunto questa fantastica avventura. Più tardi ci occuperemo della nostra storia. Allora, all'interno dei prossimi gameplay vedremo di portare avanti la nostra cara avventura con nuove innovazioni e soprattutto con l'impianto scolastico, che adesso sicuramente abbiamo la grande opportunità di farlo. Sicuramente vedremo di ragionare meglio dove posizionare la nostra scuola, e soprattutto vedremo di portare avanti la nostra avventura. Al più presto ragazzi, vi inviterò nella nostra fantastica cittadina. Mi raccomando, se qualcuno di voi riuscisse a ottenere un'ampia come dire, ascesa al potere, ovviamente grandi soldi, mi raccomando, proprio in questo sito per le grandi opere costruite la nostra arcologia, perché sicuramente mi potrà aiutare, sicuramente potrà aiutare anche voi con il vostro progetto. Magari anche nelle altre grandi opere ce ne sono disponibili anche altre due, potrete anche sbizzarrirvi con la vostra fantasia, però mi raccomando, in questa zona, sito per le grandi
grandi opere vicino a Clairville, la città di Diabolic, andremo a costruire la nostra arcologia. Io vedrò di contribuire magari con qualche, vediamo un po', probabilmente con la nostra scorta con la nostra scorta di minerali che ritroviamo appunto al di sotto delle nostre chiappe, magari con un po' di soldi che riusciremo a ottenere. Quindi fatemi sapere ragazzi che cosa ne pensate di questo nuovo gameplay, di questa nuova avventura appena iniziata all'interno della nostra Clairville, tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti, ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay, vi aspetto, mi raccomando, numerosi. Ciao a tutti!